Io ero in macchina che mi ha chiamato mio figlio che lavora qui da Tontarelli e mi ha detto dove ero. Ha detto, è andato giù il ponte, è andato giù, ha teso un botto grosso e dico ma sarà andato giù qualcosa dico, di protezione. No, no, ha detto tutto il ponte è andato giù, però ha detto che è stato un botto grossissimo quando è andato giù sto ponte perché lui già era al lavoro quando è successo e penso che era tremato anche il pavimento perché andare giù un ponte così, questo è centinaia di quintali, non è che Da quanto tempo era in manutenzione questo ponte? Lo dal sa? 28 di febbraio era, e perché poi dopo il traffico si ripercuoteva tutto la nazionale là, sulla statale 16, perché questa prendeva la direttissima del Conero e per andare a Ancona, capito? Doveva finire, ha detto il 28 alla fine di maggio, doveva finire. Oggi alle ore 14:30 circa sono arrivati due feriti con le due ambulanze del sistema di soccorso regionale prelevati nei pressi nella 14 pressi Loreto, sul luogo del crollo di questo cavalcavia. Sono caduti a un'altezza di circa 7 metri per il crollo del ponteggio concomitanza del crollo del cavalcavia. Presentano contusioni multiple, uno dei due presenta un trauma cranico di media gravità, l'altro frattura di polso e della mano sinistra. Sono due operai, cittadini rumeni. Al momento non abbiamo ancora formulato la prognosi definitiva, ma dalle valutazioni effettuate non ci sembrano in pericolo di vita. Sostanzialmente ricordano, anche se con poco modo confuso, sostanzialmente ricordano l'evento.